Verificare sempre per la vostra sicurezza che il cavo di alimentazione sia scollegato e chiudere il rubinetto. Svitare la base superiore della lavatrice e rimuovere la manopola rotta. Togliere la vaschetta del sapone della lavatrice e premere la leva per spingere questa parte verso il basso. Ora si può svitare il pannello frontale. Rimuovere il modulo di controllo dei programmi della lavatrice. Ora è possibile togliere con la pinza la parte rotta della manopola. Ruotare il modulo posteriore della piastra e avvitare nuovamente sulla lavatrice. Adesso è possibile posizionare la nuova manopola. Posizionare nuovamente il portasapone e avvitare la parte superiore. Ecco come sostituire la manopola della vostra lavatrice.